Bene, un benvenuto e un buongiorno a tutti. Oggi, grazie all'amico e collega Giulio Centenaro, il Consiglio regionale ospita la presentazione di un libro di stretta attualità, Viaggio all'inferno di Rocco Cosentino. Infatti affronta il tema della violenza sui minori e sulle donne nell'ambiente familiare e parentale. Secondo gli ultimi dati Istat, in Italia il 31% delle donne in età tra i 16 e i 70 anni, cioè 6 milioni e 700 mila, ha subito nel corso della propria vita qualche forma di violenza fisica o sessuale. Il 20,2% ha subito violenza fisica, il 21% violenza sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner, parenti o amici. Il 13,6% delle donne ha subito violenze fisiche o sessuali da partner o ex partner. Altrettanto drammatici sono i dati relativi alle violenze sui minori. Secondo la terza indagine nazionale sul maltrattamento di bambini e adolescenti in Italia, condotta da Terre de Homs e Cismai per l'autorità garante dell'infanzia e l'adolescenza, presentata lo scorso giugno, nel nostro paese risultano a carico dei servizi sociali quasi 375.000 minorenni, il 30,4% di quali è vittima di maltrattamento, con un aumento del 58% rispetto alla precedente indagine condotta nel 2018. Nell'87% dei casi il maltrattante appartiene alla cerchia familiare ristretta. Numeri brutali, crudi. E se da un lato danno la misura di un fenomeno spaventoso, dall'altro riescono solo in parte a restituire la condizione di chi si trova ad essere vittima. La famiglia è il contesto in cui ognuno sviluppa il proprio sé. È fondamentale per la crescita individuale perché offre un supporto emotivo, affetto, sicurezza e modelli di comportamento che formano l'identità e l'equilibrio psicologico di ciascuno. In essa si apprendono le prime regole, i valori e le modalità per relazionarsi con gli altri, fungendo da ponte tra individuo e società, sviluppando competenze fisiche e sociali. Per questo essa rappresenta un riferimento, uno spazio sicuro a cui fare riferimento. Per questo in una scala di gravità che non dovremmo e non vorremmo mai applicare, i casi di violenza domestica sono più dolorosi. Le vittime, oltre alla violenza fisica, subiscono anche una subdola forma di violenza psicologica, ingannante proprio da chi credono possa rappresentare un compagno, un padre, un marito fidato. E per questo è ancora più difficile denunciare, strette tra uno stigma sociale mai completamente eliminato e il timore di conseguenze ancora più violente. Uno dei cortocircuiti, ad esempio, della legge Cartabria è che una denunciante, fatta la denuncia, non può più ritirare la querela o la denuncia, e quindi quando viene posta nell'immediatezza dell'atto da firmare, qualcuna purtroppo ci ripensa. Sarebbero cose da sistemare, mi auguro che i legislatori di livello nazionale facciano il loro lavoro. La strada da fare per debellare un fenomeno che invece chi diminuire aumenta è ancora lunga. Tuttavia è significativo che l'attenzione da parte del contesto pubblico si stia alzando. Lo testimonia ad esempio l'istituzione con legge regionale numero 30 del 27 novembre del 2024 dell'Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne, insediatosi proprio qui in Consiglio regionale lo scorso giugno, la prima regione in Italia, e che ha il compito di approfondire e comprendere le cause e le dinamiche che alimentano la cultura in cui la donna è considerata oggetto di proprietà e vittima di violenza. Se la politica può e deve intervenire per debellare il fenomeno, molto può fare la società civile. Ecco perché pubblicazioni, film, libri come quello che presentiamo oggi hanno un ruolo fondamentale. Contribuiscono a far sì che il tema non venga celato o accantonato, ma che invece l'attenzione su di esso sia mantenuta sempre alta. Ringrazio quindi Rocco Cosentino per aver dato con il suo libro il suo contributo a una lotta quotidiana a cui tutti siamo chiamati a concorrere. E ringrazio il collega Giulio Centenaro che su questo tema è sempre stato sensibile e l'attività di oggi lo dimostra. Buon lavoro.
Beh, intanto ringrazio il Presidente Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale, per la sua presenza. Intanto buongiorno a tutti e ben arrivati a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio della Regione Veneto. Oggi parliamo del libro dello scrittore, e non solo, Rocco Cosentino, Viaggio all'inferno, disponibile in libreria e su tutti gli store online dal 21 marzo del 2022. È un romanzo forte, emotivamente coinvolgente, che denuncia senza filtri una piaga purtroppo ancora attuale che è la violenza familiare. Un libro che scuote ma nel contempo apre alla speranza e alla possibilità di salvezza, soprattutto attraverso la forza delle donne. Con una scrittura intensa, cinematografica, essenziale, cruda e senza filtri, Cosentino affronta temi attuali e profondi come la violenza domestica e gli abusi sui minori, restituendo al lettore un dramma umano di grande impatto emotivo, che non risparmia il lettore dalla durezza dei fatti. Ambientato nella provincia campana, il romanzo si muove tra dolore, redenzione e speranza, tracciando percorsi di rinascita in un contesto familiare devastato. Un'opera coraggiosa, pubblicata dalla collana Segreti in giallo, che invita a non voltarsi dall'altra parte, ma a riflettere e denunciare. Come diceva Martin Luther King, ciò che mi spaventa non è la violenza di cattivi, ma il silenzio degli onesti. Rocco Cosentino è attore, regista e scrittore, che conosco da un po' di tempo. Ci siamo conosciuti a un evento a Santa Giustina in Colle, che è il mio comune. Dopo il suo primo romanzo del 2012, Nel nome del padre e della madre, affronta nuovamente temi delicati e complessi con una narrazione intensa e viscerale. Grazie. Bene, possiamo usare... Eccolo qua, c'è già, benissimo. Tanto complimenti per la sala, è meravigliosa, è nuova, sembra di essere in una... in Rai quasi, perché è fatta benissimo. Allora io userò, avete il vostro meccanismo, anzi grazie al nostro tecnico, quindi grazie a tutti gli ospiti che sono arrivati, e qui insieme a me ci sono anche figure che aiutano me nella mia attività, degli attori che avranno anche dei ruoli in un film che affronteremo a breve. Abbiamo Corrado Martinello, che è un grande compositore, musicista, giovanissimo, ma che per caso ci siamo conosciuti, e quindi ecco, oltre, Presidente, grazie di essere stato presente, per me è un onore, che dire di Giulio, quindi, e diciamo che possiamo partire subito con una cosa un po' strana. È una presentazione anomala, nel senso che io non sono autoreferenziale, non leggo parti dei miei libri, non amo queste cose, ma vi mostrerò così una cosa un po', spero, diversa, o comunque, no, da questa parte, giusto? Vediamo se... Ecco qua, sì, c'è anche questa di presentazione, sono meno ufficiali di queste. È vero, ha ragione, grazie Presidente, non volevo essere... Bene, quindi abbiamo detto viaggio all'inferno, quindi come dico sempre, i libri si fa fatica a parlarli, nel senso che noi non dobbiamo parlare di un libro, ma dobbiamo leggere. Poc'anzi dicevo con una collaboratrice, la signora Marina, grazie intanto della sua cortesia, che su 6 lettori 5 scrivono, quindi voi immaginate che tipo di lettore esiste, ma non solo in Italia. E quindi evidentemente, no, comunque noi per parlare di un romanzo dobbiamo alla fine poi, è vero, comunque usare la parola, come in questi casi. Ma come dicevo prima, non leggerò niente del mio romanzo. Ma appunto dirò, alla fine il romanzo altro non è che un contenitore di parole, siamo d'accordo, no? Vengono scritte centinaia, migliaia di parole, e quindi poi da dove si parte per parlare di un romanzo tecnicamente? No? Perché uno dice, vabbè, l'ho scritto, finisce lì. Beh, paradossalmente, dico una cosa forse banalissima, il titolo. Noi dobbiamo capire perché un autore, una casa editrice, scelga di mettere un titolo invece che un altro. In questo caso, come vedete, no, ci sono delle caratteristiche specifiche quasi sistemiche, no, sistematiche, per scegliere o non scegliere
un romanzo, è importante questo, un libro. Quindi ovviamente il titolo, uno fa in libreria, vede, mi piace, non mi piace. Già questo ha deciso il 50% dell'acquisto di un libro, pensate. Chiaramente la copertina, quindi se ci sono donne nude, uomini nudi, oppure ci sono cavalli, qualsiasi cosa. La quarta di copertina, magari non sa cos'è, è l'ultima pagina, quella dietro, dove io ho aggiunto anche il prezzo, perché se un libro costa 650 euro, uno si dice, è bello, ma io probabilmente non lo comprerò mai. Il sommario, qualcuno avete visto sbircia i lettori, sbirciano all'interno il sommario, se ci sono tanti capitoli, ma sono troppi, oppure mi piace. Anche in questo caso le prime righe del primo capitolo, il famoso incipit, uno guarda come comincia. E poi c'è il lato oscuro, che voi ovviamente conoscete qual è il lato oscuro perché si debba acquistare un libro. Se non lo conoscete è tutto già predisposto, quindi dite di no e quindi ve lo faccio vedere. Amanda me l'aveva detto che hai un lato oscuro. È questo che l'ha attratta? Il tuo lato oscuro? Certo. Perché tu non ce l'hai un lato oscuro? No, probabilmente sei una di quelle che punteggiano le I con un cuoricino. Ho anch'io i miei lati oscuri, se ci tieni a saperlo. Ah sì? Mm-hmm. Quando compro un libro io leggo l'ultima pagina per prima, così se muoio prima di finire so quello che succede. Questo, amica mia, è il lato oscuro. Questo è il lato oscuro della scelta di un libro. Qualcuno guarda alla fine come finisce il romanzo e quindi decidi di acquistarle. Bene, si dice appunto anche che per essere un buon titolo debba appunto avere questa caratteristica, cioè deve avere questo acronimo PINC. Dici, ma cosa sarà? Bene, un titolo deve fare una promessa. Quindi dal titolo io cercherò di capire se questo romanzo darà una promessa di qualsiasi genere. Essere intrigante, sempre dal titolo, rispondere quindi a una necessità o a volte indicare soltanto il contenuto. Quindi questa è una caratteristica che è stata studiata, pensate, perché come ben sapete nel settore appunto dell'editoria, televisivo, cinematografico, i libri, i film o le trasmissioni televisive non vengono fatte a caso, vengono studiate, controllate e quant'altro. Bene, abbiamo detto ovviamente che queste sono in linea di massima, ma nei libri di maggior successo noi troviamo proprio questa specifica caratteristica. In questo caso quindi perché abbiamo scelto, diciamo così, questo titolo, Viaggio all'inferno? Lo vediamo molto semplicemente. Abbiamo parlato di parole, capiamo proprio le parole. Viaggio. Il viaggio, come vedete, è una parola semplice. In genere, appunto, mostra o dice che cos'è, cosa può essere il piacere di una passeggiata, no? Il relax. Ecco, nel viaggio noi mettiamo dentro tutte queste parole che hanno per ognuno di noi significati a volte diversi. La parola inferno è un po' più complicata. Inferno, come ben sappiamo, almeno nella nostra cultura, ha una valenza doppia, chiaramente, una religiosa e una senza dubbio culturale. Quella religiosa chiaramente è il luogo dove chi compirà misfatti dovrebbe andare a finire una volta che la vita terrena si è conclusa. Poco fa avete visto un film, vi invito a vederlo se avete visto, Ti presento Sally, io faccio cinema, quindi qualche filmato c'è. Come in questi casi il cinema ci va a nozze con l'inferno, che sono riferimenti sacri e profani continuamente. Qui abbiamo un demone che sorge dagli inferi, qui siamo nel Signore degli Anelli, questo è il famoso mago, no? E quindi questa visione, questa continua catalizzazione del demone che porta tutti poi all'inferno è una caratteristica abbastanza comune, no? Quello culturale, vabbè, chi può dire il contrario? Chiaramente l'inferno richiama, anche se non vogliamo, la Divina Commedia. E qui ci fermiamo per vedere il maestro.
Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ai quanto a dir qual era e cosa dura e sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura, tante amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben chi vi trovai, dirò dell'altre cose chi vo scorte. Io non so ben ridir come vi intrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi ch'io fui al piede un colle giunto, laddove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Allor fu la paura un poco queta che nel lago del cor m'era durata la notte chi passai con tanta pietà. E come quei che con lena affannata, uscito fuor del pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio, che ancor fuggiva, si volse a retro a rimirar lo passo che non lasciò giammai persona viva. Questa scelta è perché, dovendo studiare quello che dice il grande Gassman, e chi ha scritto poi la Divina Commedia, fa parte di un contesto di violenza che a volte sfugge, ma sarebbe interessante, non è questo il momento. E quindi ecco, in questo caso crediamo che questa scelta del titolo, Viaggio all'inferno, abbia un po', come posso dire, esposto quella che è il contenuto stesso del romanzo. Ecco qua, questa è la casa editrice, la collana editoriale che ha deciso di fare e di accettare questa mia ipotesi. Casa editoriale di Donne, è un film è un libro al femminile. Tutte donne la casa editrice, quasi tutte donne i protagonisti, e quindi questo la dice lunga sul mio pensiero rispetto a quello che accade, che sia l'amico Giulio che il presidente hanno esternato. I numeri che venivano sciorinati sono veramente terrificanti. Entrambe queste sono le loro caratteristiche, sono autrici, giornaliste, eccetera, eccetera. E quindi la copertina. Arriviamo alla copertina, vi ricordate, no? Titolo, copertina. In questo caso decisamente evocativa. È stata fatta una scelta veramente sofisticata, fatta da un caro amico, uno dei più grandi scultori italiani, e non solo, Antonio De Paoli, che a sua voce ci Quando dice mi raccontasti perché. appunto tutta la trama, chiaramente la cosa mi toccò profondamente, perché il tema è assolutamente attuale ed è in certi toni, anzi abbastanza spesso drammatici. E io poi, come sai, stavo preparando una mostra qualche anno prima proprio sulle pari opportunità contro la violenza, chiaramente contro le donne. Certo, mi ricordo. E il tema era proprio la violenza, Certo. no? Sulle donne. E diciamo che la tematica la sentì immediatamente. Guarda, ti faccio vedere un bozzetto prima ancora di pensare alla tua copertina. Io, come sai, comincio dalla scultura e poi disegno. Lo so. Ecco, ho pensato a una cosa di questo genere. Certo. E lo chiamai angolo crudele, vedi? Certo. Che si adattava moltissimo alla disperazione del tuo personaggio. Certo. Chiaramente non potevo presentare una cosa così in copertina, perché questa nudità poteva magari dar fastidio. Suscitare, sì, qualche suscitare anche certo, discorsi legati al sessismo, no? Certo. Condivido pienamente. Equivoci, quindi però pensai comunque a un nudo femminile molto più casto,
visto di schiena, come tutti hanno già notato, seduto a un tavolo. Eccolo qua. Ecco, ok? E questa Chiaramente è il la tavolo chiaramente diciamo che presenta una situazione di estremo disordine e disagio, perché tutti i piatti, no, bicchieri sono abbandonati a loro stessi, mal consumati e buttati a casaccio, segno quasi di una discussione, un litigio, forse un'interruzione stessa della cena, no? E l'abbandono totale in se stessi. Lei nella sua nudità, per cui si è privata di ogni cosa, accasciata quasi in posizione, non dico fetale, ma piegata in due, con la testa riversa sulla tavola. Le sedie suggeriscono comunque una situazione familiare, no? Un contesto familiare, perché sono vuote, però c'è l'assenza degli altri presenti. Per cui ecco, le ombre comunque costruiscono un cuneo ottico, come se lei fosse chiusa in un ambiente assolutamente angusto, da cui è difficile uscirne. Okay? Quindi diciamo che la costruzione di queste ombre portanti, cioè portate, sono importanti. Ecco qui abbiamo scoperto perché la copertina, e quindi la scelta, quindi non casuale, non così abbiamo inventato un disegno, ma è appositamente fatta. Quindi però parliamo del contenuto di questo romanzo, perché bisogna cominciare ad aprire la prima pagina. Ecco, secondo voi che cosa vuol dire il termine violenza? Velocissimi, uno per uno. Così, la prima cosa che viene in mente. Aggressione, sopraffazione, dolore. Perfetto. Sentiamolo da un avvocato. Nel nostro comune sentire il termine violenza ci rimanda a tutto ciò che è efferato, dall'abuso sessuale alla violenza fisica fino anche all'omicidio. Ma la violenza non sempre lascia i segni sul corpo. Accanto alla violenza fisica ce n'è un'altra più subdola, più insidiosa, la violenza psicologica, un fenomeno molto più comune nelle donne, ma presente anche negli uomini. La violenza psicologica è la più alta e frequente forma di aggressività perpetuata ai danni del partner. Nonostante ciò è ancora un fenomeno sommerso, in quanto la stessa vittima tende a non riconoscere la violenza psicologica che subisce, soprattutto se entra a far parte della modalità relazionale della coppia. D'altronde, come riconoscerla quando i tasti su cui si muove subdolamente sono gli stessi della fiducia, dell'intimità e dell'amore, perpetuati e messi in atto da quel partner con cui pensavamo di condividere un progetto comune? E allora, come riconoscerla? Ecco, questo è ciò che è stato detto un attimo fa nella presentazione. Purtroppo è nell'ambiente familiare domestico ed è nascosto ed è tenuto quasi non so, sotto la coperta, appena, no? A velo, che non si capisce mai dove arriva. Il problema qual è? È che questo, come appunto viene detto qui, questo viaggio all'inferno ovviamente nella vita può diventare tutt'altra cosa, specialmente per i ragazzi. Bene, sfogliamolo questo romanzo. Alla pagina 9 del romanzo troverete, questa è l'unica cosa che leggo del romanzo, nessuno di fronte alla donna è più arrogante, aggressivo e sdegnoso dell'uomo malsicuro della propria virilità. Simone de Beauvoir, se la leggiamo chi è, poco interessa in questo momento, filosofo, saggista e quant'altro, ha detto delle cose secondo me molto sagge, che molto spesso a volte la violenza nasce da questa sottomissione quasi psicologica o il timore di non essere all'altezza. Qui abbiamo esagerato nel nostro romanzo, abbiamo messo addirittura 4 prefazioni, perché sono un po' esagerato, e quindi neanche una sola. Abbiamo 20 minuti e 42, quindi siamo nei tempi perfetti. Dicevo 4 prefazioni, vi invito poi a leggerlo quando mi auguro lo vogliate poi andare a leggere. Una dottoressa, Maria Ciccotta, carissima amica, lei ha lavorato molto con i bambini, racconta delle storie
terrificanti. Quando lei era in pronto soccorso, i bambini avevano timore a farsi spogliare, dice no, non mi spoglio perché lo fa anche il babbo a casa. Quindi sono le cose che arrivano tremende. Persona squisita. Abbiamo una Stefania, una dottoressa, scusate, un'avvocatessa, lei è anche magistrato onorario del Tribunale di Padova. Lei ha dovuto, perché era d'ufficio, assistere una persona che aveva fatto violenza con dei bambini, quindi anche la sua grande ansia, no? O anche perché poi sono esseri umani anche loro, non è che sono delle macchine, no? Una carissima amica, Manuela Tempesta, scusate, grande regista italiana, che ha voluto leggere e fare questa prefazione. E questo è il dottor Ruggero Chinaglia, l'unico uomo, a parte me, che all'interno del romanzo, anche lui ha fatto una bellissima prefazione che vi inviterò poi a leggere. Bene, è la sinossi. Così capiamo di cosa si parla in questo romanzo. Eccola qua. Dopo tanti anni, appunto, c'è questa figliola che nasce da un precedente matrimonio. Questa nostra interprete, quindi la mamma di Beatrice, cioè Stefania, incontra questo Grigori per gli amici. Nel romanzo capirete perché. E lo sposa. Da quel momento, appunto, incomincerà questo viaggio all'inferno complicato, è un noir, ma con tanti protagonisti. Qualcuno lo ha scritto, ma è vero, è stato scritto un po' come una sceneggiatura. In realtà, quando, non so se conoscete, vi dico il nome ma non ha importanza, un giornalista, Vito Monaco, che conduce una trasmissione sul Canale Italia, che mi ha invitato, quando gli inviai il libro, sì, me lo mandi che lo leggo. Io ho seguito il percorso proprio del plico, è arrivato di venerdì. Mi ha detto, mi è arrivato, grazie. Domenica sera alle 9 di sera mi suona il telefono. Dice, Cosentino, sono Monaco. Dice, ma lei mi fa divorziare? Ma scusi, mi spiega. Sì, dice, io ho cominciato venerdì pomeriggio, ho smesso di leggere adesso, l'ho finito in 2 giorni. Mia moglie mi voleva cacciare di casa. Questo a me piace, perché dice, non riuscivo a fermarmi. Ecco, questo è un po' il senso, ma non per fare, ripeto, autocelebrazione, ma l'idea era quella. Ecco i personaggi. Beatrice, Stefania, che è la madre di Beatrice, i nomi non sono a caso, nonno Totò, nonna Titina, sono personaggi quasi ancestrali, l'amore sfrenato che il nonno ha per la figlia, più ancora delle sue figlie, è determinante, e lui è la montagna sulla quale qualcuno si poggia, la roccia dove la gente si appoggia per essere sostenuta. Gregorio, l'abbiamo visto prima, Fernando, direttore di banca, ma detti questi sono nomi, ma spero di incutervi la curiosità giusta per capire chi sono. Renata è un personaggio molto molto interessante, che ha 1000 volte, 1000 sfaccettature. Don Pasquale, anche questo è un po' il Deus ex machina, ma lo capirete poi vedendolo. Francesco Scaglia, un po' il ginco della situazione. Chi ha letto? Qualcuno conosce Diabolic? No, forse sì. Il ginco della situazione. Sonia Alberto, il male. Sonia Alberto, il male, ma sono lo yin e lo yang del male. Quindi nessuno di noi ha dentro di sé o solo il bene o solo il male. Albergano entrambi, sta a noi decidere quale fare venire a galla quando serve. Gaetano, un personaggio così molto, molto pittoresco, ma anche un po' d'effetto, ecco. Elisa, impiegata, anche questo è un personaggio molto interessante. Luisa, amica di gioventù di Stefania, e anche lei artefice come tutti quanti. Ecco, ma vediamo un po' il contenuto, o meglio, i temi di questo romanzo. 350.000 foto e 9.000 film di video di abusi sessuali su minori, un giro d'affari equivalente a 3 milioni di euro. La polizia canadese ha scoperto uno dei più vasti traffici di pedopornografia al mondo, che ha portato all'arresto di 348 persone in 15 paesi, dalla Spagna all'Australia, dal Sudafrica agli Stati Uniti. Tra gli arrestati 40 insegnanti, 32 educatori, 9 medici e 9 religiosi. Sono 300 i bambini vittime di questa organizzazione, ha spiegato il responsabile della Polizia Postale degli Stati Uniti, che ha collaborato con gli agenti di Toronto.
Le vite di questi 300 bambini sono state rovinate per sempre. Gli abusi sessuali sui bambini venivano registrati e messi in rete. Le vittime non avevano ancora raggiunto la pubertà ed alcune avevano appena 5 anni. Una volta che le immagini pedopornografiche vengono pubblicate su internet, possono continuare a circolare per sempre. Il bambino sarà nuovamente vittima ogni volta che quelle immagini saranno visualizzate. Il capo della sezione crimini sessuali della polizia di Toronto ha descritto abusi raccapriccianti, alcuni dei peggiori mai visti dagli agenti dell'unità. Le indagini erano partite nel maggio del 2011 con l'arresto di Brian Way, titolare della ditta azovfilm.com. La compagnia operava grazie a un sito web al quale si rivolgevano clienti da tutto il mondo per ricevere i video. Questi sono i numeri e queste sono le realtà. E sono, avete sentito anche le categorie, no? Che utilizzano queste cose. In Europa 2022, mi pare fosse la verifica, 20 milioni di bambini abusati, non 20.000. Ecco, però noi dobbiamo capire quali siano i fattori scatenanti. Appunto si diceva, no? Presentazione anomala questa, ma perché accade? Cioè, che cosa succede? E quanto incide l'educazione poi, no? Che si parlava prima, un po' prima di cominciare, no? E se tutto davvero nascesse, domanda, dalle diseguaglianze uomo-donna, bambino-bambina, lo vediamo insieme? Come ti chiami? Anna. E tu? Federico. Rita Aurora. Bruno. Stefano. Claudia. Da grande cosa vuoi fare? L'artista, perché io sono brava a colorare. Sono brava a disegnare. La chef, il barbiere, il muratore, la ginnasta, veterinaria, pirata. Oggi ho un lavoretto per voi. Un lavoretto? Un lavoretto, wow! Avete lo stesso numero di palline per fare lo stesso identico lavoro, cioè... addobbare l'albero. Bravi, siete pronti? Sì! 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 Via! Finito. Vi meritate una ricompensa. Chiudete gli occhi. E apriteli. Siete soddisfatti? Io sì, molto. Io no. Che a noi arrivano qua e a me qui. Noi ce l'ho poche. Perché? Perché sei femmina. In che senso? Perché sei una donna. Non sei d'accordo? Non ha senso. Non è giusto. Perché? Perché abbiamo messo le stesse palline. Io gli ho aiutato, io ho messo la pallina a posto. Io e lui abbiamo fatto lo stesso lavoro. E 10 a 10. Lo stesso lavoro. E le dobbiamo avere allo stesso punto. No, le voglio un po' dare a quello. Alla mia amica. Sì. Sì, sono vai. Allora va bene.
Per fortuna dice non è difficile fare il doppio delle cose, no? che gli uomini fanno. Sappiamo tutti il tema, cosa vuol dire violenza di genere, ormai è sdoganato, no? Ne parlano tutti i giornali. Parlavamo poco fa, settimana scorsa, sul Mattino, un babbo che abusava del figlio di 5 anni. Ecco, quindi, ma quindi, velocissimi, violenti si nasce o si diventa? Si diventa? Si diventa? Entrambi. Marina? Entrambi. L'amica giornalista? Si diventa. Si diventa. Ah. Come ti chiami? Pietro. Fulvio. Domenico. Quanti anni hai? 11. 9 e mezzo. 7. 8. Che vuoi fare da grande? Il pompiere. Calciatore. Il pasticcere. Il poliziotto. Il pizzaiolo. Perché? Perché voglio costruire la casa dei miei sogni. Perché mi piace inguagliare. Salvo le persone. Che non piace la pizza. E lei è Martina. Che ti piace di lei? Gli occhi mi piacciono. Le sue scarpe, le sue mani, i suoi occhi, i suoi capelli. Tranquillità solo i capelli. Tutto. Sarebbe lei, bambina. Grazie. Mi fidanzerei. E ora falle una carezza. Falle una boccaccia. E ora dalle uno schiaffo. Uno schiaffo forte. Uno schiaffo. Dai. No? No. No. Non ce la do. No. No. No? E perché no? Perché lei è femmina. Non ce la posso mai dare. Perché le femmine non si picchiano. Perché così si fa male. E perché Gesù non vuole far picchiare. Prima cosa è bellina e non glielo posso dare. Perché è una ragazza. Perché sono contraria alla violenza. Si dice anche le donne non si devono toccare nemmeno con un fiore. E perché è brutto. Oppure con un mazzo di fiori. Perché sono Già, dice perché sono un uomo. Questo credo che vada un po' a ribaltare un po' tutti i concetti che noi abbiamo in mente. E allora perché accade ancora? Domanda da $1 milione probabilmente, no? Oggi, 2025, fino a ieri o l'altro ieri, no? Ancora centinaia di persone che subiscono questo. Siamo arrivati addirittura d'arrivo, siamo perfettamente in orario, 6 minuti e 04, quindi abbiamo un ultimo video. Manuela Tempesta appunto dice è come se ci fosse una crepa, ma le crepe a volte si compongono e si creano appunto affinché la luce possa passare, quindi magari dare, no, un obiettivo, dare appunto un punto di vista molto più ampio. Vabbè, qui è un po' di autocelebrazione. Il libro ha vinto 4 premi importanti, questo ci fa molto piacere.
Spoleto Art Festival, Comunicare l'Europa, Wild VIP Europea, questo l'avete visto, non serve che ve lo dica. Ovviamente è stato già detto, è disponibile in libreria, su tutte le, ormai si usano i siti, e io vi ringrazio, magari lo rifacciamo un po' dopo. Questo è un bellissimo video che vedete, dura 2 minuti e poco meno, siamo perfettamente dentro, e poi alla fine ci salutiamo, i famosi foto di rito, e va benissimo. Mi chiamo Marina e credo nell'amore. Ho 10 anni, sono caruccia e mi piace tanto la ricchissima Candy Candy. A scuola ci vado sempre tutta aggiustata. Ogni tanto però a ricreazione mi sporco il grembiule perché a scuola mia le pizzette sono sempre estremamente farcite. Allora la bidellagina mi dice: bella, non ti preoccupare, che tanto poi se lava. La pizzetta in quanto tale sta carica di farciume, devi solo stare attenta a bozzicare. Mi chiamo Marina e credo nell'amore. Ho 16 anni e a una festa ho conosciuto uno che è un incrocio tra Simon Le Bon e l'operaio che ha fatto il controsoffitto a casa mia. Io so più alta di lui, però mi piace un sacco. Mi chiamo Marina e credo nell'amore. Con Giorgio alla fine ci siamo fidanzati. Mamma mia, quanto è bello. Vabbè, io sono meglio, però non lo so, quel suo carattere introverso, quel suo modo di fare mi piace. Mi chiamo Marina e credo nell'amore. Mi ha chiesto di sposarlo. A momenti casco dalla sedia. Fin da piccola, no? Vedevo quei film americani con quelle belle storie d'amore e mi emozionavo sempre. Sono fatta così. Mi sento proprio Julia Roberts. Il mio abito bianco col velo, le fedi con i nostri nomi, il viaggio de nozze. Che bello che è l'amore. Mi chiamo Marina e credo nell'amore. Però la vita di coppia me la immaginiamo un po' meglio, insomma. Cioè, lui mi vuole bene, per carità, però è sempre più geloso. Quando mi arriva un messaggio mi strappa il telefono dalle mani per vedere chi è. E, per carità, essere geloso vuol dire che ci tiene, e a me questo può solo far piacere. Però non lo so, un po' troppo. Mi chiamo Marina e credo nell'amore. L'altra sera ho fatto tardi a lavoro e alla fine sono tornata a casa alle 9. Giorgio stava incazzato nero. Non ci credeva che mi fossi trattenuta a lavoro, pensava che fossi stata con altro. Allora, appena aperto la porta, PAM! Mi ha tirato un ceffone dritto in faccia. Mi ha fatto male. Però è fatto così lui, è il carattere suo. Stava pure un po' nervoso. E poi è stata anche un po' colpa mia, quindi alla fine mi ha chiesto scusa. Mi ha portato un mazzo di rose grosso così e mi ha promesso che non rifaceva più. Certo, con quelle manone ogni volta so dolori. Io comunque il lavoro l'ho lasciato, così non si dispiace. Mi chiamo Marina. Mio marito mi mette le mani addosso. Se mi trucco troppo, un ceffone. Se mi vesto bene, un ceffone. Che se lo faccio per lui. La mattina spero sempre che non si sveglia storto, perché sennò so dolori. Non me l'ero immaginato così. Durante l'ennesima scenata, Giorgio mi ha preso a calci, mi ha buttato per terra e l'ultima cosa che mi ricordo era che in mano aveva un coltello. Il resto ve lo lascio immaginare. Mi chiamo Marina, ho 25 anni e li avrò per sempre, perché sono morta. Ora sto bene, non sono sola, no. Sono tantissime quassù le ragazze che hanno fatto la mia stessa fine. Siamo tantissime però stiamo bene. Perché qua non ci trattano mica come ci trattavano laggiù. Mi chiamo Marina e credo nell'amore. Quello vero però. Quello che non ti fa star male. Quello che non ti uccide. Quello che non potrò provare mai più. Io forse ho sbagliato a sognare Candy Candy e Julia Roberts, ma non ho sbagliato quel giorno ad andarmene via. Non è colpa mia. Non è colpa mia. Mi chiamo Marina e credo nell'amore.
Già, questo è quanto. Bene, riesco a emozionarmi ogni volta. Abbiamo ancora 10 secondi, 9, 8, perché avete un timer bellissimo. Inviterei, se vuole venire accanto a me, Giulio, così. E grazie a tutti, vi invito a leggerlo, magari a contattarmi per dirmi i vostri pensieri, cosa ne pensate, cosa vi ha, e speriamo di poterlo far diventare poi un vero e proprio film. Ci tenevo molto perché è una cosa molto potente, molto forte. Grazie a tutti, siamo perfettamente in orario. A posto. Grazie ancora. Eccoci qua.